Riguardo al piano casa, noi parliamo di Senigallia, una città che dal piano regolatore praticamente ci ha avuto per tanti anni un indice di 0,86 di indice di edificabilità, è già un indice eccessivo, cioè non è che Adesso parliamo 0,55 per la verità. adesso, dopo il colpo di mano Angeloni di 2 o 3 anni fa, però parliamo di una città che per 30 anni ci ha avuto un'edificazione del 0,86, quindi parliamo di un aumento di cubatura su già enormi cubature in relazione allo spazio. Cioè, io per 0,86. me il consumo del territorio, Marcantonio, per me è anche occupare un cortile, un orto dietro casa, per me è il consumo del territorio, perché è sempre terreno. Sì, ma se io ti permetto di sopraelevare di 20 cm, penso che per rendere magari abitabile il sottotetto, probabilmente questo non è un grande consumo del territorio. No, vabbè, no, Al di là di questo, in perché questo superficie, sostanzialmente era... in superficie. Allora, lo 0,86 è un indice che è più o meno in tutta Italia, così, più o meno. Ci sono realtà più. No, per carità. state Ci sono realtà anche virtuose. c'è come il sindaco di Cassinete di Lugagnano che ha fatto una scelta diversa, ma Cassinete di Lugagnano, capito? Non è cioè, 1600 abitanti, cioè, certo. non è proprio la stessa cosa del... Però la cintura milanese, 1600 abitanti, la Sì, no, ma cintura... perché? 1600 abitanti. Sì, no, ma perché? Non conosco il parco agricolo sud, io l'ho girato tutto, quindi l'ho girato personalmente, mi piaceva un po' quella zona e quindi lo conosco bene, conosco il Cassinete di Lugagnano, c'è anche un grande ristorante, tra l'altro, molto importante, uno dei più importanti ristoranti d'Italia, dal pescatore si chiama. Voglio dire che dobbiamo però anche tener conto delle esigenze economiche del territorio, quindi 0,86 è un indice sicuramente da tendere verso il basso. Quello che contesto è proprio il blitz con cui è stato dimezzato questo indice, perché guarda caso è stato dimezzato dopo che gli amici degli amici avevano già ottenuto le licenze, qualcuno l'ha ottenute 3 giorni prima, anzi 30 ore prima. Questi sono documenti che potete consultare andando all'ufficio urbanistica e andate a vedere. C'è tutta... Esatto, allora questo secondo me è contestabile, che allora, agli amici si dà la possibilità 3 giorni prima di comunque presentare, di mettere in atto progetti che non rispettino più quel limite abbassato ma quello precedente. E questo che ha colpito sostanzialmente? Ha colpito andate a vedere i casi, perché poi bisogna vederli proprio concretamente. Ha colpito chi magari aveva la casetta a piano rialzato che poteva rifare l'appartamento del figlio sopra, perché questo ha colpito, ma non certamente quelli che volevano costruire condomini. Mi dispiace questo dire, ma è così. Vai a vedere, ci sono i documenti. Io su questo faccio 2 domande che in 10 secondi mi dà 2 risposte. Perché noi lo avevamo immaginato questa cosa qui per le concessioni date di notte, se ne è parlato nel becciaccolio cittadino. Ma ci sono documenti, ripeto, Il consigliere comunale si è mai alzato a chiedere un'inchiesta su queste autorizzazioni date di notte? abbiamo fatto una battaglia in Consiglio Comunale con l'ostruzionismo, noi dell'opposizione insieme. Non è così, no, non è così. Quello che sto dicendo è ci sono stati dei casi specifici con nome e cognome di autorizzazioni date nottetempo? Sì. C'è un modo di verificare se... Andate all'ufficio urbanistica e fatevi dire tutte le licenze che sono state lasciate nei giorni precedenti. Lei ha molta fiducia nelle democrazie, però se io vado all'ufficio urbanistica e domando queste cose qui mi cacciano via, minimo, perché c'è l'accessibilità agli atti, ti lo dico dopo 6 mesi. È una vita difficile. Noi lo possiamo fare come consigliere comunale. Ti posso dire anche di più, che per quanto riguarda l'ex GIL, per avere i documenti per quanto riguarda l'ex GIL, a noi consiglieri comunali abbiamo fatto con i carabinieri. Sì, Allora, questo è per quanto riguarda la battaglia su cui non è vero, il Consiglio Comunale fino a notte fonda abbiamo fatto ostruzionismo, noi, Roberto Mancini, no contro lo 0,55, contro questo modo di fare, contro questo modo di fare. Allora ti posso anche dire un'altra cosa, tu sai cosa sono le zone BR4? Sì, completamente. Esatto, allora guarda caso in quello 0,55 c'è una zona che sta su strada della Marina che è stata lasciata, e perché? La famosa area per Ardinelli. Allora vi pare che questo abbiamo contestato, e abbiamo contestato che per arrivare, siccome ti ripeto, chi è stato colpito da questo dimezzamento degli indici non è stato
l'impresa, è stato il piccolo, quello del Vallone che c'aveva, o San Silvestro, capito? Quelli sono stati colpiti, quelli che magari volevano e avevano la possibilità di fare l'appartamento del figlio, per allargare, a stare in 50 metri, portarli a 80, quello è colpito. Allora vi pare democratico questo? No, senz'altro no. Questo è la battaglia, e ripeto, quello che sto dicendo è tutto verificabile, perché andate a prendere i documenti e lo guardate, e vi posso garantire che è tutto verificabile.